Out, 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 out. Ho perso il lavoro, io ho bloccato anche il mutuo, io ho la casa adesso, io non ce l'ho. La banca me l'ha fregata, lo so. La cassa integrazione io ho venduto tutto l'oro che ho. Adesso non so come farò a vivere così. A novembre ho pagato la bolletta di settembre, è arrivata pure quella di dicembre. Forse sono stato solo un deficiente che è rimasto senza soldi a novembre. Ho pagato la bolletta di settembre, è arrivata pure quella di dicembre. Forse sono stato solo un deficiente che è rimasto senza soldi e senza niente. Oh, la pensione della nonna io ho, peccato che il nonno non ce l'ho, altrimenti stavo meglio, lo so. Mia moglie piace un figlio, lo so, però io gli dico di no, perché a crescerlo come farò se i soldi non ce l'ho. A novembre ho pagato la bolletta di settembre, è arrivata pure quella di dicembre. Forse sono stato solo un deficiente che è rimasto senza soldi e senza niente. A tagliare l'uva devo andare, lavare i piatti come una mammina, forse il guardiano, oppure non è rimasto proprio niente. A novembre ho pagato la bolletta di settembre, è arrivata pure quella di dicembre. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, un po' veritiero per questa canzone, un po', ma molto veritiero. Innanzitutto vorrei augurarvi una buona giornata per tutta la giornata a tutti quanti voi, degli amici di Barletta e Avest. Buongiorno, 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 siamo stanchi, ieri abbiamo avuto una bella serata veramente, inaspettata, perché si aspettava molta pioggia e invece grazie a Dio abbiamo avuto la fortuna che non ha piovuto. E questa è la lira. Quante cose facevamo, quante cose compravamo, era l'anno 82, era l'anno dei mondiali. Io ricordo Altobelli, Paolo Rossi e il Gran Doriali. Tutti guardano la luna, sono in cerca di fortuna, con il lotto della lotto, tutti sperano nel modo. Ora siamo nel 2000 e nessuna più una lira, anche io non ci credevo, poverissimi con l'euro. Le famiglie italiane sono tutte rovinate, con le spese più salate e le tasche già bucate. Tutti guardano la luna, sono in cerca di fortuna. Poi vi faremo ascoltare queste canzoni simpatiche, popolari, ma molto molto simpatiche. E niente, oggi è sabato 30, ultimo giorno di settembre, cari amici di Barletta Avest e tutto il popolo di web, di Facebook. In diretta no, molto molto bello questo cielo, non saputo. Dicevo, molto nuvoloso, anche oggi
sembra che però a Barletta chissà perché non piove mai. Salutiamo Gaetana, il grande Michele Di Pietro, che voglio salutare, il fratello Antonio, Domenico Mastrosa, Vincenzo D'Aloiso. Buongiorno a tutti quanti voi che mi state scrivendo, buongiorno, buon sabato 30. Oggi è il compleanno di una signora molto, ma molto, oggi è il compleanno di una signora, di un'altra mamma che è dei tempi quelli forti, anche se giovani, non è quando mia madre è del 58, la signora Carmela. Io gli auguro sempre di stare forte, come di essere forte e di stare bello tosta come diciamo, perché mantiene una famiglia, è una grande. Auguri Carmela, auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, cari amici, come al solito. Voglio augurarvi sempre il meglio del meglio. Ciao Vincenzo, ciao Michele, un abbraccio a tuo fratello, e a tutti quelli che fanno sport come tuo fratello, che da niente sono arrivati a fare maratone. Mamma, bellissimo, questo è rosso forte vaglio, mamma mia, camion la prima mattina, ci passava una macchina a volo, non lo so. Mamma mia, non si può. E niente, dicevo di augurarvi sempre un bel buongiorno, un buon buongiorno a tutti quanti voi. Sorridete, anche se non c'è niente da ridere, ma sorridete lo stesso, perché c'è sempre un motivo per ridere. Până, tu baghe e scupa e si strizza tra albanese e romana e i strani sem noi barletani a Barletta mezzo moto giù campè. Ufatejka, non rubo ciubage, i per stanno piena, no agnone adultanza, da Barletta. E allora, buongiorno a chi si è appena svegliato e a chi appena ha acceso il telefonino o il suo PC per vedere il buongiorno, perché c'è molta gente che lo vede all'1, alle 2, il pomeriggio, la sera. Poi c'è gente che, specialmente i barlettani che abitano fuori sede, tipo in Venezuela, in Canada, e lo vedono veramente, perché noi abbiamo i dati, che abbiamo tutti i barlettani che state fuori, che ci seguono dappertutto, ma dove ci sono i barlettani nel mondo c'è Barletta a Veste. Non si può più Barletto, sì, non si può più cambiare, fate che non c'è ste. Allora abbiamo finito questo bellissimo evento, mo si ricomincia con un altro evento. Fra 3 giorni ci sarà il ricordo del 3 ottobre, il brutto ricordo del 3 ottobre. Voglio ricordarvi, anche se veramente quelli sono episodi che non vorremmo mai più commentare, perché veramente è qualcosa di raccapricciante per chi ama la città, la legalità, perché si poteva evitare questa tragedia, si poteva evitare, e voi che si poteva evitare. Va bene, dai, vi ringrazio sempre per l'ascolto, vi auguro un buon weekend, un buon sabato, speriamo che non piova, uscite, divertitevi, che a Barletta è sempre bello. Ciao, buongiorno Emanuele, buongiorno,
Da Barletta Vest, l'Elurus che vi augura sempre il meglio del meglio. Ciao a tutti, buon sabato! Barletta e a Vest.